La giornata importante è quella di oggi ad Eraclea, anche con quella solidarietà e quel connubio ovviamente che c'è fra il Altopiano di Asiago ed Eraclea in questo particolare momento, con la promozione appunto e la presentazione del progetto Il Bosco in Spiaggia, che nasce appunto dalla tempesta Vaia e da questa grande solidarietà che è veneta e che fa appunto di una disgrazia una grande opportunità, oggi quanto mai necessaria, con l'obbligatorietà del distanziamento sociale nel nostro litorale veneto, quindi una testimonianza non solo di utilità ma anche di solidarietà fra operatori di diversi territori del Veneto in un unico connubio che è quello di valorizzare il nostro territorio, il nostro amato Veneto. Si tratta di un progetto innovativo, importante. Ringrazio i sindaci di Gaglio e di Loana per aver dato la possibilità a livello gratuito di avere questo legname del Vaia a disposizione, che ci permetterà di arredare anche delle aree pubbliche fruite da tutti i turisti, non soltanto veneti, nazionali ma anche internazionali, garantendo non solo il distanziamento previsto dalle norme, quindi permettere anche di venire in spiaggia in maniera sicura, ma soprattutto anche un arredo urbano importante con il legno delle nostre montagne, che va a suggellare anche un antico legame che è quello tra la montagna e il mare, che ci ricorda un po' ai fasti della Repubblica Veneziana. Quindi un progetto ambientale importante di arredo urbano e di riutilizzo anche di molto legname che altrimenti non sarebbe stato utilizzato. Quindi grazie a tutti i sindaci, ai collaboratori e a tutte le persone che hanno creduto in questo progetto. Veneto Agricoltura si inserisce in questo importante progetto dando una mano e dando un sostegno non solo morale ma anche effettivo. In effetti abbiamo acquistato degli infopoint, 4 prodotti, 2 li metteremo a Valle Vecchia, uno lo metteremo in Cansiglio ed uno nel nostro giardino di Astego, sempre nella provincia di Treviso. E quindi stiamo cercando anche noi, per quanto ci sarà possibile, di sostenere questa importantissima iniziativa. L'importanza del progetto Il Bosco in Spiaggia ha 2 obiettivi: il primo quello della solidarietà fra la montagna e il mare a seguito di Vaia e poi anche a seguito di Covid-19. Il secondo aspetto è di cogliere questa occasione come opportunità per trasformare il tutto quanto in una promozione reciproca, il mare che promuove la montagna e le montagne che promuove il mare, quindi un vento solidale tra montagna e mare per la promozione turistica di questo meraviglioso territorio. Il progetto Bosco in Spiaggia ha come obiettivo il recupero del legno abbattuto col fenomeno Vaia sull'altopiano dei 7 comuni e utilizzarlo come attività di distanziamento presso le spiagge della nostra riviera di Jesolo e Eraclea in particolare.